Ciao a tutti e bentornati sul canale di Ciao Mamma Vado In. Oggi vi porteremo tra la presa 17 e la 21. Che sono le ultime 4 prese per completare il progetto che abbiamo iniziato ormai il 15 o 16 dicembre. Siamo il 25 aprile. Ce l'abbiamo messa tutta e è stato molto interessante, molto bello. Grazie a tutti quelli che si sono appassionati assieme a noi e che ci hanno accompagnato, anche se indirettamente, in questo viaggio. E ci hanno consigliato i vari posti da vedere, varie cose da fare. C'è da dire che rispetto alla prima parte del Montello, spostandosi verso Montebelluna, c'è sempre un po' meno da vedere, però resta comunque un bellissimo posto per fare delle passeggiate e dei giri in bicicletta. Siamo andati a vedere la postazione della mitragliatrice a Ciano del Montello e siamo andati alla ricerca di altre 2 grotte nella zona di Biadene. Se c'è qualcosa che avreste voluto che vedessimo o che vi portassimo in quest'ultimo video, fatecelo sapere nei commenti, perché vorremmo ritornarci e approfondire un po' di più. Se i video vi piacciono, se i video vi piacciono mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina per avere tutte le notifiche, andate a recuperarvi i video vecchi, mettete like anche a quelli, condividete anche quelli, fate tutto quello che bisogna fare per essere dei bravi follower. Trovateci anche sugli altri social. Ciancio alle bande. Ciancio alle bande. 3. Come facciamo? Sempre 3, 2, 1? 3. E ciancio alle bande? Abbiamo già detto. 3, 2, 1, buona visione! Siamo qui in questo sentierino che collega la presa 17 con la 16 fino alla trattoria Trepini e poi torniamo indietro, c'è un piccolo anello nel bosco e andiamo! Ciao a tutti, siamo in bicicletta sulla presa 18. Oggi cercherò di attraversarla fino all'altro lato e ritornare per la 19. Pontello Track è un sentiero per le mountain bike e per le bici da downhill. Non credo lo farò, però veniteci perché sembrerebbe essere veramente interessante. Siamo arrivati nel leggendario e misterioso Ciano del Montello. Se aguzzate la vista potrete notare la rocca di Cornuda là in fondo, e se non avete visto il video sulla rocca di Cornuda andate a recuperarlo sul canale. Abbiamo passato Ciano del Montello e mi sono domandato perché o da quando ci sono tutte queste camicerie dove fanno camicie, presumo. Sì. Indagheremo. Ve la ricordate? Ve la ricordate la ciminiera?
Ce la stiamo facendo, abbiamo quasi completato il giro del Montello, mancano 2 prese. Siamo a Biadene, alla chiesetta con ossario di Santa Lucia, e io non sapevo esistesse, nonostante abiti a Montebelluna da circa 22 anni suonati. E niente, siamo qui, io e la telecamera, l'essere dietro la telecamera. Siamo arrivati all'ultimo giorno di riprese, siamo sulla presa 20 e con oggi si concluderà il nostro progetto di mostrarvi tutte le prese del Montello con relative passeggiate e punti caratteristici da vedere. Poi dobbiamo mangiare. Sì, torneremo a mangiare qualcosa in alcuni agriturismi, ma con calma, con calma. Tutti! Speriamo di avervi lasciato un ricordo simpatico e di avervi stimolato a esplorare le grotte e a girare in bicicletta e a immergervi nella natura incontaminata del Piave. E che altro? Devi dire che continuiamo a fare i video. Esatto. Ovviamente questo non sarà il nostro ultimo video, quindi ricordate di iscrivervi al canale e di seguirci nelle prossime avventure, che ce ne saranno delle belle. Allora, non abbiamo la minima idea di dove siamo tra Crocetta e Pederiva, questo è poco ma sicuro, sull'Ortradone del Bosco, e siamo alla ricerca delle ultime 2 grotte che abbiamo intenzione di esplorare. La grotta sulla riva, questa è la riva, e la Tana della Volpe. Le troveremo? Non lo sappiamo. Salve. Madonna. Siamo dimenticati i sacchetti, Maggie. State anche voi raccogliendo? No, oggi no. No, abbiamo dato. Abbiamo già dato. E voi l'avete già fatto il pesto con l'aglio orsino? Venite qui perché è pieno. Prendetene e vi fate il pesto come abbiamo fatto noi, perché noi siamo bravi. Mi raccomando, prendete quello giusto perché ci si muore. Abbiamo saputo che pochi giorni fa un signore, pensando fosse aglio orsino, ha mangiato una pianta velenosa ed è morto. Quindi mi raccomando, state attenti. Riprendiamo quando sei imbrunata la Maggie. È veramente pieno di aglio, cioè ovunque. È un buco. È un buco. Quello è il pungitopo e è illegale raccoglierlo. No, non abbiamo trovato la grotta sulla riva. Se vi è piaciuto questo e non avete visto ancora gli altri video, andateveli a recuperare tutti, condividete, così siamo felici. E siete felici, sarete felici se condividerete. Ah, se sapete dov'è la grotta sulla riva, scrivetecelo magari nei commenti e fatecelo sapere, perché ci piacerebbe tornare.